Da molto tempo desideriamo cose nuove ed ecco che finalmente sono arrivate. Gesù è venuto a cambiare il mondo, a realizzare cose impossibili, a prendersi cura di ogni uomo e delle sue ferite. Ecco perché fiorisce la gioia, una gioia che contagia tutti quelli che credono in Lui. La terza candela di Avvento si chiama gioia. La luce di questa fiamma ti dica, Signore, i sentimenti del nostro cuore. Tu vieni incontro ad ognuno di noi. Vieni, Signore, ti attendiamo. Che questa fiamma sia segno anche del nostro impegno. Tu ci chiedi di non intralciare l'azione dello Spirito. Fa che sappiamo scorgere le tracce della sua azione in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua, da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore, benedici quest'acqua in questo giorno a Te consacrato, perché diventi segno della Tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della Tua grazia, difendici da ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a Te con cuore puro, per ricevere la Tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo. Dio della gioia, che fai fiorire il deserto, sostieni con la forza creatrice del tuo amore il nostro cammino sulla via santa preparata dai profeti, perché, maturando nella fede, testimoniamo con la vita la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Insieme diciamo: vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate, riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. Terza domenica di Avvento, domenica della gioia, gaudete. Il Signore è vicino. E quando la meta del percorso si fa vicina, il corridore aumenta la velocità. È quello che anche San Paolo ci ricorda nelle sue lettere. Tempo di Avvento, tempo che ci viene regalato, non per far finta che Gesù nasca, Gesù è già nato. Quello che è importante per noi è domandarci se c'è ancora spazio nella nostra vita, nella nostra storia, per il Dio che Gesù è venuto a raccontarci. E non è facile. Non è facile per noi, non è stato facile ai tempi di Gesù, non è stato facile per il Battista. E come ricordavo domenica scorsa, oggi il Vangelo proprio ci ricorda questa pagina del Vangelo. Il Battista va in crisi, una crisi di fede. Perché? Aveva annunciato un Messia giustiziere che avrebbe punito severamente i peccatori. Invece si imbatte in un Messia che annuncia l'amore, che il sole splende sui buoni e sui cattivi, sui meritevoli e non meritevoli. Ebbene, di fronte a questo volto che Cristo
viene a raccontare, il Battista va in crisi. Allora, la prima sottolineatura che vorrei fare a me stesso e a tutti voi, di non avere paura di andare in crisi, in crisi di fede. Qual è l'immagine che abbiamo di Dio? Dio è perenne novità e probabilmente ci invita a percorrere strade nuove e sappiamo quanto sia difficile lasciare la strada vecchia per iniziare percorsi nuovi. Eppure è questo che il Cristo vuole. Vedete, Natale cambia da un anno all'altro perché io cambio, perché io non sono quello dello scorso anno, neanche voi, ma in questa mia storia, in questa mia vita, domandarsi se c'è spazio ancora per Dio e soprattutto qual è l'immagine che noi abbiamo di Dio. Ecco allora l'importanza di lasciarci sempre, a tutte le età, guidare dalla parola di Dio. Nota tecnica. Vi invito a portare a casa ogni domenica il foglietto delle letture e domandarci che cosa oggi il Signore mi vuole dire. Qual è la frase, la parola che oggi mi porto a casa. Seconda sottolineatura. Alla domanda sei tu il Cristo o dobbiamo aspettare un altro? Gesù non risponde io lo sono. Dice riferite ciò che vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti vivono. Ovvero ogni qualvolta tu ti incontri con il Cristo, la tua vita diventa una vita viva. Allora la chiave di lettura sta proprio qui. L'incontro con il Signore produce vita, porta frutti di vita. La domanda che faccio a me e io nella mia vita, che frutti sto portando? Sono frutti di pace, di riconciliazione? So costruire relazioni o costruisco muri? Su questo siamo chiamati ad interrogarci. La terza sottolineatura è quel venite, vedete. La fede è esperienza, non può essere solo un ragionamento, ma è concretezza, è toccare. Allora, l'augurio grande che faccio a me stesso e a tutti voi è quello di fare un'esperienza di un Dio che non è venuto per risolvere i problemi, ma forse a crearceli, un Dio che desidera che la nostra vita sia pienamente vissuta. E quando una vita è pienamente vissuta, lo ripeto sempre, quando questa diventa un dono, è un dono per gli altri. L'augurio che ci facciamo in questa Domenica della Gioia è di essere persone di vita, perché abbiamo incontrato il Signore che ci ha dato vita e speranza. Sia lodato Gesù Cristo. In comunione con il Vescovo di Roma, con tutta la Chiesa, rinnoviamo la nostra fede. Domando a me stesso e a voi, credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Crede nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci vogliamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. E insieme il canto del credo. Credo in unum Deum,
Eleviamo al Signore la nostra preghiera e insieme diciamo: O Padre, nostra gioia, ascoltaci. Papa Francesco ci continua a ricordare la gioia che nasce dal Vangelo. Rendi sicura la sua guida e rallegra il suo servizio con la testimonianza e la collaborazione di tanti fedeli. Preghiamo. O Padre, nostra gioia, ascoltaci. L'esistenza di tante persone è costellata di prove. Non lasciare che siano abbandonate a se stesse. Godano di un aiuto fraterno, di un soccorso discreto e compassionevole. Preghiamo. O Padre, nostra gioia, ascoltaci. Viviamo in una società dominata dalla fretta e dalla logica del profitto. Mettici accanto persone sagge che ci facciano riscoprire il valore delle relazioni, della cura reciproca, del servizio. Preghiamo. O Padre, nostra gioia, ascoltaci. Vi sono giovani e adulti la cui fede è entrata in crisi. Dona loro di trovare un accompagnamento fraterno. I dubbi diventino una risorsa per approfondire e rendere solida la loro appartenenza a Cristo. Preghiamo. O Padre, nostra gioia. Ascolta, Padre, queste preghiere, quelle che portiamo dentro il nostro cuore, tu le conosci. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Gesù fu annunziato a tutti i profeti. Maria l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta, lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo mistero, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua lode.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Padre, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, come con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi Ermagora, Fortunato, Eufemia, Crisogono e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per ipsum cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno. Tuo è il regno, tua è la potenza, Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace, non guardare i nostri peccati, i nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa. Donami la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Alla pietà. Ecco l'agnolo di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia. La forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Uscendo, invito a prendere insieme con le notizie gli appuntamenti per la nostra comunità. Venerdì inizieremo la novena del Santo Natale durante la Santa Messa della sera, qui in Basilica alle ore 18. Per chi lo desidera, domenica prossima, al termine di questa Santa Messa, vivremo un gesto particolare, la benedizione delle statue del Gesù Bambino, che poi potremo portare nei nostri presepi. E un invito a portare quindi la statuina del Gesù Bambino. Vivremo questo gesto di benedizione, verrà consegnata anche una piccola preghiera da poi fare nelle proprie case per benedire le nostre famiglie. Questo domenica prossima. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti. Oh, cieli immensi, cieli stellati, che al fin non Dio d'amor, Dio d'amor.
La prima apparizione della Madonna in Friuli avvenne a Madonna di Buia. Una tradizione narra che anticamente nello stesso luogo in cui sorge la chiesa, la Vergine apparve sopra un albero di mele ad un uomo mentre stava arando il suo campetto. Secondo la tradizione, la Madonna apparve attorno al 1300 a due contadini e comunicò loro una precisa volontà: la costruzione di un luogo a lei dedicato, oltre naturalmente alle preghiere, alla penitenza e ai digiuni. Secondo una tradizione, la Vergine comparve su un albero ad alcuni paesani. Da questo accadimento straordinario, secondo la leggenda, scaturirà la fondazione del santuario risalente al Medioevo e attestato fin dal 300. Il santuario Madonna del Monte a Marsure di Aviano è sorto nel luogo in cui la Vergine apparve al devoto ed anziano contadino Antonio Zampara l'8 settembre 1510. A Cordovado, il 7 settembre del 1592, la Vergine apparve ad una semplice donna del popolo intenta a lavare i panni sul rio che scorre dinanzi al santuario della Madonna delle Grazie. Nel 1655 a San Vito al Tagliamento l'immagine della Vergine dipinta su un muro parlò alla fanciulla Maria Giacomuzzi di Rosa, ammalata di epilessia e poi guarita improvvisamente, alla quale chiese di far trasportare l'immagine nell'attuale santuario. A Porzus, nel 1855, la Madonna apparve ad una fanciulla, Teresa Dusch, dandole dei messaggi affinché si santifichino le feste, si osservino i digiuni e cessino le bestemmie.